Sacra infezione. Questura di Milano, ufficio prevenzione generale. Dal 27458/98 al 27938/04. E poi Sacro Atto Italia numero 24. Alla Questura di Milano, al Commissariato della Polizia di Stato Porta Genova. Ecco, Letizia Moratti recita la Moratti Letizia, sindaca stellare di Milano del Mondo. Ecco, io sottoscritto Roberta Pacquala, Kiss, assistente della Polizia di Stato, Kiss, in forza presso la Questura di Milano, Kiss, Ufficio Prevenzione Generale, Kiss, Reparto Volanti con sede in Milano, Piazza Sant'Ambrogio Civico 5, presso Caserma Garibaldi, con la presente propone formale querela nei confronti di Russo Angelo Spot, nato a Piazza Armerina Enna il 12/4/48, residente a Milano in via Giambellino Civico 48, e chiunque altro ne risulti autore concorrente per i reati di diffamazione a mezzo stampa o per qualunque altro delitto che sarà ritenuto configurabile nei fatti che qui di seguito espone. In data 4/5/2004 lo scrivente, Kiss, comandato di servizio sulla volante Belgio quarto turno, Kiss, in qualità di capo pattuglia con orario di lavoro 12:50 19:13, unitamente all'agente scelto della Polizia di Stato Giuliano Di Angelis alle ore 16:15 su disposizione della COT, veniva inviato in Milano via Lonetteggio Civico 30 in merito ad una lite fra due persone. Detta richiesta è raggiunta all'utenza 113 da parte di una delle persone coinvolte nella vicenda. All'indirizzo in questione si interpellavano le parti coinvolte nella lite, consultando nello specifico la documentazione in loro possesso. Si poteva evidenziare che il contenzioso era nato a seguito di un contratto di locazione di tipo commerciale dove il proprietario dell'immobile, tale Russo Angelo Spot, nato a Piazza Merina N il 12/4/48, residente a Milano in via Giambellino Civico 48, non si attendeva a quanto aveva stipulato, precisamente in modo arbitrario, faceva uso di una parte dei locali dati in affitto e dove invitato più volte dal locatario tale Corriero Francesco, Kiss, nato a Bari il 26/2/66, residente a Milano in via Novara Civico 62, a seguire gli accordi contrattuali ne riceveva insulti e minacce di morte. Però, poverino, per quanto assunto, si evidenziava da parte della Russo Angelo Spot una responsabilità penale, motivo per il quale lo stesso veniva notiziato in primis di persona indagata in stato di libertà, per poi essere invitata a lasciare i locali dati in affitto e nell'eventualità a procedere per vie illegali al fine di interrompere il rapporto contrattuale. Ricevuta risposta negativa, gli operanti Kiss accompagnavano alla parte il Russo Angelo Spot a pochi metri dalla stessa. In uno scatto di ira ingiustificata l'uomo metteva in atto una violenza fisica verso gli agenti. Il Sandokan che percossi, poverini, si trovavano costretti all'uso delle manette di sicurezza, interrompendo in tal modo il suo potere lesivo, il Gengis Khan. Ricevuta risposta negativa, sì, l'abbiamo già detto, il potere lesivo, siamo al potere lesivo. Lo stesso veniva accompagnato presso gli uffici della locale questura per essere sottoposto ai rilievi fotodatiloscopici del caso, notiziato nel contesto di essere stato indagato in stato di libertà, per quanto precisando che all'interno degli stessi uffici l'individuo manteneva un atteggiamento offensivo ed alterato.
tempo, minacciando gli operanti poverini di azioni di rivalsa del tipo: vi la farò pagare, vi perseguiterò per tutta la vita. Mamma mia, Gengis Khan. Ultimata la compilazione degli atti verso le ore 22 del 4/5/2004 si veniva a conoscenza che il russo Angelo all'interno delle camere di sicurezza aveva mantenuto un comportamento offensivo e non collaborante, creando intralcio al personale predisposto alle camere di sicurezza, a tal punto che la terza sezione UPG, quinto turno, aveva ovviato nel sottoporre la persona indagata alle operazioni di fotosegnalamento, tenendo idoneo per l'identificazione un documento di riconoscimento scaduto di validità, riuscendo ad allontanarlo dagli stessi uffici verso le ore 24 dopo numerosi inviti e con la presenza della moglie, fatta giungere in loco su richiesta della stessa Russo Angelo. Giova precisare che nello svolgimento degli accertamenti nella via Loreteggio Civico 30 si poteva constatare che nel retrobottega il Russo Angelo seconda foglia teneva collegato alla corrente elettrica che alla linea telefonica un personal computer con il quale si collegava ad internet. Nello specifico si rinveniva una fotocopia di un permesso di soggiorno intestato ad una donna extracomunitaria con una scritta a penna a conto di 100 euro ed un biglietto da visita di una ditta, materiale che veniva acquisito come meglio indicato in atti redatti a suo tempo, in quanto considerato sospetto perché in possesso ad una persona, Russo Angelo Sput, che in merito a ciò non ne dava spiegazioni. Per questi motivi si faceva intervenire in loco personale della Digos Alfa 25 per gli accertamenti del caso. Questa è la mia vera Milano. In data 5/5/2004 alle ore 9:15, bisogna essere precisi, questa unità operativa volante Belgio quarto turno KISS su disposizione della CO KISS veniva nuovamente inviata in via Loreteggio Civico 30, dove interpellato il richiedente Corriere Francesco KISS, locatario dell'immobile, si veniva a conoscenza che il Russo Angelo Sputto nella nottata del 5/5/2004 era entrato all'interno degli stessi locali aprendo con le chiavi in suo possesso la porta del retrobottega e dove si era trattenuto collegandosi in rete con il suo computer, ma si era rotto. Vabbè, il Corriere Francesco KISS faceva presente di aver provveduto a sporgere regolare denuncia querela presso gli uffici del commissariato Porta Genova KISS per gli eventi del giorno prima e che avrebbe fatto un seguito per quanto accaduto nel contesto odierno. Per gli eventi del 4/5/2004 e del 5/5/2004 il commissariato della Polizia di Stato Porta Genova KISS procedeva per quanto di competenza alla comunicazione di reato alla G competente KISS, sia in merito a quanto riferito dagli operanti della volante Belgio quarto turno KISS, sia per quanto riguarda la denuncia querela sporta dal Corriere Francesco KISS presso gli stessi uffici KISS. In data 26/6/2005 l'agente scelto di Angels Giuliano KISS, consultando alcune pagine internet, nello specifico il motore di ricerca Google, dopo aver immesso la stringa di ricerca Ufficio Prevenzione Generale di Milano KISS, notava che in una di queste vi erano espliciti riferimenti all'attività professionale degli scriventi KISS, peraltro citati per grado, nome e cognome. In particolare, ma si sono ignoti. In particolare si faceva riferimento all'intervento del 4/5/2004. Sopra meglio descritto, riproponendo in modo integrale gli atti redatti a suo tempo, menzionando gli operatori di polizia in maniera diffamatoria, affibbiando epiteti offensivi sia alle loro persone che come agenti di polizia giudiziaria.
wow! Tale sito internet http://iena.blogexit.it risulta essere un blog di diario online della persona resasi responsabile dei fatti occorsi in data 4/5/2004 ed a tal proposito non vi sono dubbi circa la paternità di quanto immesso online, in quanto l'autore fa esplicito riferimento alla sua persona scrivendo dati personali, indirizzo dell'abitazione, telefono ed inserendo anche una foto personale. Aspetta. Da altri ulteriori accertamenti esperiti dall'agente scelto di Angels Kiss si appurava che le pagine in questione erano ospitate anche su altri blog, sempre del server Exit e più specificatamente val.blog.exit.it, evocate.blog.exit.it, virginiamoon.blog.exit.it, significando che si evinceva anche una precedente chiusura di un altro blog, marm-exit.it, per motivi inerenti ai contenuti altamente diffamatori, così come riferito dal responsabile del server Exit Italia al russo Spot, che ha successivamente pubblicato tale comunicazione. Entrando nello specifico, si ripartono di seguito alcune affermazioni del russo Spot pubblicatesi sul blog e riferite agli scriventi. Poliziotti con licenza di uccidere, vigliacchi, bestie di Satana, la bestia di Pasquale Vigliacca, questi si meriterebbero i lavori forzati, o irrefrenabili impulsi distruttivi, come ti nascondi, voglio ballare sul tuo cadavere, esseri schifosi, uomini neri, debosciati, una vergogna per l'intero corpo di polizia, sono vigliacchi, colpiscono e si nascondono sotto il grembiule della Tragni, della Moratti, della Pomodoro, mocchi rognoso, nulla facenti, esseri più schifosi dell'universo, il ballerino sopraffino, criminali, che il cielo fulmini Pasquale dei suoi fans, ma fulmini piccoli per sentirlo guaire per almeno 30 anni, come agenti nocivi sono insuperabili. Nello stesso contesto si evincono riferimenti offensivi sia nei confronti della polizia, questura di Milano e attura di Milano, ufficio prevenzione generale, ufficio di infezione generale, volante e baggio quarto turno, un saggio di bestialità, questura di via fate male agli anziani, questura di Milano, Covo, l'osco più nascosto di Milano, sono un tutt'uno, orlotti e manigoldi, ed un brano MP3 intitolato Volante assassina contro dipendenti del tribunale, Dio, il Sandokan, il Gengis Khan, ordinario di Milano, nello specifico giudice dottoressa Laura Tragni, Kiss, lo scempio continua all'opera il giudice Laura Tragni, Kiss, Tribunale Civile di Milano, Kiss, sezione quarta, stanza 44, causa 43630/04, voglio ballare sul tuo cadavere, ed altre persone che gravitano intorno al Tribunale di Milano, Kiss, ed infine contro il Presidente della Repubblica Ciampi, Kiss, vive il nano di Ciampi. Tutto ciò premesso, il sottoscritto Roberto Pasquale Kiss chiede che si voglia procedere nei confronti del Rosso Angelo Spot per i reati che dovessero risultare dalla narrativa che precede. Non solo, si chiede che vengano attivati i canali istituzionali idonei affinché i siti ospitanti il blog in questione vengano oscurati, considerando anche che tali diffamatori epiteti fanno riferimento a figure dello Stato intervenute nella vicenda.
però si allegano stampe di alcune delle pagine internet iena.blog.exit.it dove sono pubblicate le frasi sopra descritte. Milano, 29 giugno 2005, timbro del commissariato, timbro del tribunale, ecco, depositato, assistente della Polizia di Stato Roberta Pacquola. Ecco la firma